La pagina sportiva: in Champions League la Roma all'Olimpico con la doppietta di Zaniolo si beve il Porto. I portoghesi accorciano nel finale con Adrian, tenendo aperto il discorso qualificazione. In Europa League impegnate altre 3 formazioni italiane, riflettori puntati su Zurigo-Napoli, Lazio-Siviglia e Rapid Vienna-Inter. Momento difficilissimo per il Cagliari in questa stagione di Serie A, che sabato alle 18 affronta il Parma alla Sardegna Arena in una gara decisiva sotto molti punti di vista. Il tecnico Maran rischia di perdere anche Faragò per problemi muscolari, oltre agli infortunati Castro, Clavanna, Cacciatore, Terò e Birsa, che sperano di rientrare con l'Inter o per lo spareggio salvezza col Bologna. Oggi nuovo allenamento per la squadra, sotto controllo soprattutto Bradaric e Cerri, ormai in gruppo e col croato che potrebbe riconquistare una maglia da titolare.